Allora, buon pomeriggio di nuovo a tutti i corsisti, adesso possiamo iniziare. Sono molto contento di poter ospitare oggi nell'ambito del nostro corso quest'anno il professor Paolo D'Achille, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Paolo D'Achille, professore ordinario di linguistica italiana all'Università Roma 3, è fra i più importanti linguisti italiani e storici della lingua, come sappiano anche alcuni di voi, chi magari è più interessato, aggiornato nell'ambito appunto delle pubblicazioni che riguardano la storia dell'italiano, ma anche l'italiano contemporaneo. Infatti la caratteristica di Paolo D'Achille è quella di coniugare nei suoi studi una grande attenzione nei confronti della storia appunto della lingua, dalle origini fino ai nostri giorni, ma anche appunto di avere un particolare interesse per la lingua contemporanea in tutte le sue varietà e studiata da più punti di vista, che sono sia quello, diciamo, tradizionale dello storico della lingua, sia quelle che invece intersecano le metodologie della storia della lingua con quelle appunto della linguistica generale, e sia anche per quel che riguarda le applicazioni delle riflessioni teoriche all'insegnamento o appunto ad altri ambiti di intervento nella contemporaneità. A questo proposito dirò soltanto appunto che Paolo D'Achille è accademico della Crusca e fa parte poi di numerose società scientifiche e associazioni, di alcune delle quali è stato anche presidente. Ha lavorato molto nella sua carriera anche in ambito lessicografico e oggi appunto viene a presentarci la sua ultima fatica insieme con Michele Colombo. Mi piace ricordare il fatto che è stato coordinatore, il primo coordinatore della ASLI Scuola, cioè di quella società nata latere dell'Associazione per la storia della lingua italiana, che si rivolge proprio rivolge la propria attenzione proprio all'insegnamento dell'italiano nella scuola e quindi a elaborare nuove didattiche, nuovi metodi per l'italiano a scuola. Proprio dall'esperienza di coordinatore dell'ASLI Scuola nasce il prezioso strumento che viene a presentare oggi. Faccio un po' di pubblicità, ma poi lo vedete anche lì nella slide, cioè il repertorio italiano di famiglie di parole, in sigla RIF, che è stato progettato con Michele Colombo, oggi all'Università di Stoccolma, all'epoca alla Cattolica di Milano, e che è appunto stato concepito come strumento in primis per l'utilizzo a scuola, per la consultazione a scuola, e infatti è nato in seno, cioè come iniziativa dell'ASLI Scuola, e se non sbaglio hanno partecipato fra i redattori anche non solo studiosi ma anche docenti della scuola. Si tratta di un interessantissimo ibrido, direi, fra un dizionario etimologico di base e invece un dizionario di derivazione sincronica. Abbiamo riflettuto nelle scorse lezioni, in particolare nella prima lezione, sulla differenza fra l'etimologia diacronica e l'etimologia sincronica, e credo che alcune delle riflessioni che abbiamo fatto le ritroveremo nell'intervento di oggi. Come sempre, appunto, il professor D'Achille terrà una prima parte che è di lezione di presentazione, poi ci sarà una piccola pausa, uno spazio per le domande e un momento di laboratorio. Va bene, quindi io ho finito con la mia presentazione, ringrazio di nuovo il professor D'Achille e vado ad ascoltarlo insieme a voi.
Bene, io ringrazio moltissimo l'amico Daniele Baglioni per l'invito, mi fa molto piacere. Devo dire che il RIF lo ha concepito in prima istanza Michele Colombo, quindi io l'ho supportato, l'ho aiutato, però l'idea non sarebbe nata da me, insomma. Io ho dato alcune, naturalmente poi ho contribuito alla realizzazione con una serie di indicazioni. Lo preciserò meglio, ma non, insomma, il merito di aver concepito questo nuovo strumento è tutto del co-curatore. Come ha detto Daniele, l'iniziativa è nata all'interno dell'ASLI Scuola, quando appunto negli anni in cui sono stato io il coordinatore. Perché? Perché oltre a organizzare degli interventi, eventi nazionali, quindi tavole rotonde, un convegno tenuti a Roma, a Napoli, a Firenze, i vari docenti si sono poi raggruppati per regioni e il gruppo lombardo, che appunto si riuniva a Milano con Colombo, con Ilaria Bonomi, con altri colleghi, ha proposto appunto di lavorare molto sul lessico, che era un campo a scuola tutto sommato trascurato e in cui pure si rilevavano, e poi vedremo alcune indicazioni in tal senso all'inizio, alcune lacune molto forti nelle competenze lessicali che poi arrivavano fino all'università. Uno dei test d'ingresso in genere quando si fa è proprio una serie di domande sulla competenza del lessico intellettuale. Ebbene, anche lì alcune nozioni, embargo per esempio mi viene in mente, o altre trovavano una serie, insomma molte erano gli studenti che rimanevano piuttosto perplessi di fronte a questa nozione. E quindi una riflessione su come cercare di arginare, quantomeno, almeno di provare a fare qualcosa. Non esistono naturalmente formule magiche, bacchette magiche, quindi è chiaro che il percorso non ha un'unica soluzione, si lega a vari altri problemi a cui magari accenneremo. Il contatto che c'è con la lettura, è chiaro che il lessico si impara più che con l'insegnamento diretto, apprendendolo, personalmente interiorizzando quello che uno legge. Se il contatto con la lettura non c'è, è chiaro che una parte di lessico per forza di cose non viene interiorizzato, non viene appreso. E allora dicevo, gli stessi stessi soci dell'ASI Scuola che volevano collaborare hanno collaborato e in effetti vedremo c'è stato un certo numero. Poi io e Michele Colombo abbiamo amalgamato un po' il tutto, c'è stato il supporto della casa editrice Zanichelli che è stata subito come dire, disponibile a pubblicarlo, è uscito con un pochino ritardo poco prima dell'estate e sta cominciando a circolare. Ecco, devo anche dire, questo proprio perché dicevi di fare pubblicità, che poi tutti i diritti d'autore che avremo andranno all'ASLI Scuola, andranno all'ASLI, quindi insomma è una cosa che ha fatto l'ASLI, noi abbiamo un po' raccordato, però quindi ci auguriamo che abbia successo, ma soprattutto perché verseremo poi, perché non era possibile pagare i singoli collaboratori o pagare direttamente la società, e quindi le prenderemo noi, pochi che siano, perché sapete che le case editrici non è che pagano moltissimo, ma poi servirà per ulteriori iniziative dell'associazione riservate appunto all'ASLI Scuola, associazione che poi è passata a Massimo Palermo, adesso a Claudio Giovanardi, insomma ha ormai una sua solidità. Va bene, con questa premessa io faccio le primissime cose seduto perché seguo le slide che erano quando abbiamo presentato, prima ancora che il RIF andasse in stampa. C'era stato un convegno organizzato qui a Roma 3, qui insomma dove ero a Roma 3 per un corso di perfezionamento europeo, quindi venivano studenti di varie lingue e gli organizzatori mi hanno chiesto se potevo organizzare una giornata della lessicografia italiana, quindi sono venuti alcuni accademici della Cruz, che è venuto Nicola De Blasi da Napoli per presentare il vocabolario etimologico e noi abbiamo presentato il RIF, quindi le primissime slide le posso riprendere da questa presentazione. Ecco, qual è stato il punto di partenza da cui è nata l'idea? Da interventi di tre, appunto, tra l'altro anche loro soci che avevano collaborato, due di
alle iniziative dell'ASLI, e cioè Francesco Sabatini, Luca Serianni e poi vedremo Balboni. Un articolo di Sabatini del 2016 diceva: tutte le lingue moderne occidentali sono state enormemente arricchite nella loro crescita dal Medioevo fino ai nostri tempi con il lessico ripreso dal latino dei libri e dal greco, motivo non da poco per interessarsi a queste lingue. Ho chiesto spesso a studenti del classico di trovare il concetto di base che accomuna parole come propellente, impellente, repellente, pulsione, propulsione, repulsione, compulsione, impulso, pulsazione, polso. Non sono stati quasi mai capaci di risalire al verbo latino pellere, spingere. Quindi questo dipende anche un po' dal fatto che è un'esperienza che spesso abbiamo, che gli studenti lavorano un po' per pareti stagne, no? Mentre fanno italiano non vogliono pensare al latino, mentre fanno il latino non vogliono pensare italiano, quando fanno matematica no? E invece sarebbe importante una interazione, perché poi il significato del verbo latino pellere in qualche modo probabilmente lo sanno. Anche Luca Serianni, più o meno nello stesso periodo, anche lui aveva fatto un intervento in cui diceva: qualche giorno fa un insegnante di lettere di un liceo classico, quindi siamo sempre nel liceo classico che dovrebbe enfatizzare questo rapporto tra il latino e l'italiano, mi ha raccontato un aneddoto istruttivo. Questa mia amica ha l'ottima abitudine di assegnare versioni di latino in classe senza vocabolario, naturalmente con la possibilità che l'alunno chieda lumi su forme meno comuni. Un ragazzo le ha chiesto che cosa volesse dire cingebant, ragionaci un po' su, cosa ti dice l'uscitinebant, che è un imperfetto, giusto, prova a immaginare quale sia il presente, forse cingo, certo, ma l'alunno continuava a restare perplesso. Il problema non era il latino, ma l'italiano. Per lui cingere era un verbo misterioso. C'è un livello di lingua, dice Serianni, non esattamente costituita di parole arcaiche o specialistiche, di uscire dall'orizzonte dell'adolescente scolarizzato, il quale non può essere in grado di collegare a certe parole con la stessa radice, magari può non essere in grado di collegare a certe parole altre con la stessa radice, magari molto più comune. Quindi le cinture di sicurezza, la cinta, il recinto, la cinghia, le conseguenze sono gravi. Un'intera porzione di saperi e di concetti che va oltre le 2000 parole che ci servono per sopravvivere, quello che si chiama il lessico fondamentale all'interno del vocabolario di base, potrebbe restare inerte, sterile, morta. Ecco, io so bene naturalmente che con l'immissione nelle scuole elementari di bambini non madrelingua, o comunque che non totalmente madrelingua, congeniti non madrelingua, anche le 2000 parole andrebbero in qualche modo verificate, perché ci sono ulteriori difficoltà per la scuola. Mentre prima si poteva dire quelle le sanno già, adesso non è neanche sicuro quello. Però al di là di questo è chiaro che non sarebbe comunque sufficiente il possesso di... Ecco, qui Balboni da parte sua diceva una cosa più generale, cioè il problema glotto-didattico relativo al lessico rappresenta uno dei maggiori casi di rimozione. Questo è interessante perché adopera una parola addirittura freudiana, da parte di studiosi, di autori di libri di testo e di multimediali, di insegnanti. Il problema dell'acquisizione del lessico è semplicemente ignorato. Ora forse qui diciamo è un giudizio un po' troppo tranchant, io non penso che dappertutto sia così, però è anche vero che effettivamente quando si studia la grammatica si punta più su altri livelli di analisi, il lessico resta un po' all'atere, quando si legge la letteratura certo entrano parole della lingua letteraria, a parte il fatto che c'è stata una divaricazione molto forte tra l'italiano della tradizione letteraria e l'italiano contemporaneo per una serie di motivi, e quindi anche quello, la lettura dei classici e della letteratura è diventata molto più complessa, e anche qui a volte avviene un processo quasi di rimozione, nel senso che si fa la storia della letteratura ma si cerca di andare meno spesso di quanto si faceva in passato con i testi, proprio perché sorgono delle maggiori difficoltà. Quindi al di là di questo però lì c'è un lessico un po' diverso. Nelle ore di grammatica si fanno altri livelli di analisi, la morfologia, la sintassi assolutamente importanti, il lessico resta un pochino terra di nessuno. Tra l'altro nel caso del lessico intellettuale a cui faceva riferimento sarebbe molto importante anche la cooperazione tra docenti di diverse discipline. È chiaro che c'è una parte del lessico che rientra piuttosto nella matematica, che rientra piuttosto nelle scienze, in scuole dove viene insegnato, che rientra nel diritto, e quindi anche qui sarebbe importante un rapporto tra docenti e soprattutto capire che anche quegli altri insegnamenti devono servire all'educazione linguistica.
e anche quelle acquisizioni fanno parte dell'apprendimento. Vabbè, qua c'è la copertina che avete già visto, questa era appunto qualche indicazione sull'ASL scuola, questo forse può essere una curiosità, quali sono stati i collaboratori, che come vedete la parte del Leone l'ha avuta la Lombardia con ben 17 collaboratori, poi 3 in Piemonte, 2 in Veneto, 4 in Toscana, 2 in Umbria, 6 nel Lazio, 8 in Campania, 2 in Puglia, 2 in Sicilia, quindi comunque l'Italia è abbastanza ben rappresentata come collaborazioni del... Quali sono stati i modelli? Questo è il modello che, da cui era partito Michele Colombo, cioè il fatto che in tedesco ci sia un vocabolario che raccoglie per famiglie le parole che hanno come base gut, e cioè buono. Forse però prima di dire questo dovrei fare un riferimento un po' in genere al concetto del lessico dove si raccoglie. Come è possibile avere delle raccolte di lessico? Allora, quali sono i criteri? Il primo è il criterio morfologico contemplato da una grammatica, che quindi divide il lessico per parti del discorso, però ovviamente mentre lì troviamo tutte le parole funzionali, quindi gli articoli, quelle che non sono semanticamente piene, è chiaro che per quello che riguarda nomi verbi ne troviamo solo alcuni, quelli che semplificano i paradigmi. No, delle particolarità, nomi astratti e nomi concreti, alcune categorie che continuano in qualche modo, nomi propri, nomi comuni, ovviamente, però è chiaro che hanno per forza di cose un repertorio lessicale limitato. Naturalmente accanto alla grammatica l'altro e fondamentale strumento è il vocabolario, dizionario diciamo meglio, ma il dizionario naturalmente ha un impianto alfabetico, diciamo naturalmente non è così scontato perché per la verità non è stata quella la prima forma di dizionario, si è arrivati gradualmente all'ordine alfabetico che sicuramente è tuttora quello più funzionale, per cui appunto da quando la Crusca ha fatto il primo vocabolario monolingue, poi quello è stato il punto di riferimento e quindi tutte le altre lingue ordinano il lessico così. Altrimenti abbiamo altri tipi, e cioè dizionari che nell'uso scolastico hanno avuto una grande fortuna, e tra l'altro qui siamo a Venezia, quindi sappiamo che Tommaseo è stato il maggiore lessicografo di questo aspetto, il vocabolario dei sinonimi e dei contrari, il dizionario dei sinonimi e dei contrari, cioè avvicinare le parole per quello che riguarda il significato. Un po' più generale il cosiddetto dizionario analogico, che raccoglie appunto per concetti e quindi tutte le parole che rientrano in un concetto più generale. Anche questo era la forma originaria prima dell'ordine alfabetico, poi ha continuato a avere un certo successo e anche nella scuola postunitaria e diciamo per un certo periodo anche con l'apprendimento delle lingue straniere c'erano le tavole di nomenclatura, no? In cui si sta a scuola, allora impari lavagna, gesso, quaderno, tutti questi nella vigna impari appunto tutte pampini, tralci, vino, botte, tino e così via. Questo per questi concetti. Sicuramente è tuttora utile, però appunto forse devi in qualche modo trovare, imparare, non dà una chiave per collocare. Invece i vocabolari di questo tipo che raccolgono per famiglie di parole, poi vedremo c'è una differenza rispetto ai vocabolari etimologici, anche se c'è qualche elemento comune, cercano di dare una impostazione un pochino e quindi di cercare di rette tra loro le parole basandosi sul concetto di famiglia, di capofamiglia, in qualche modo di discendenza, per cui come alberi da una stessa parola si ramificano varie altre parole. E qui, e questo è stato diciamo il mio contributo alla creazione del processo, il fatto che c'era stato alla fine degli anni '80 un dizionario italiano ragionato pubblicato da Anna Sintesi e coordinato da Angelo Gianni, che tra l'altro era molto attivo nelle grammatiche e altro, che faceva uno sforzo di tenere insieme, di valorizzare, diciamo così, i rapporti derivativi tra le varie parole. Ora, questo dizionario quando apparve, io devo dire ancora molto agli inizi, non proprio agli inizi, però insomma ancora non ero entrato all'università, diciamo come studioso sicuramente, però ricordo che ci furono
recensioni molto favorevoli. Per esempio Simone stesso, che faceva vocabolari, dava un buon punteggio proprio perché valorizzava questo aspetto, e ho notizia che anche in alcune scuole ci fu di studiare, di lavorare concretamente sul DIR per ricostruire i rapporti tra le varie parole. Vi faccio vedere una pagina, ecco qua per esempio la parola memore, come era organizzato il DIR. Le parole erano raccolte effettivamente su il concetto di famiglia, c'era in qualche modo, però quali sono i punti critici? Fatto sì che poi questo modello non si solidificasse e non venisse più. Allora, prima di tutto, la prima parola era una parola comunque italiana, quindi l'antecedente era la parola italiana. Ora con Memore le cose tutto sommato funzionano abbastanza bene, ma con tutto il gruppo di parole che ho ricordato prima, perché le segnalava Sabatini o per quelle che segnalava Serianni, chiaramente la parola di partenza era polso, e allora capite bene che è l'unica parola di tradizione popolare a partire da Pellere. Allora si capisce bene che polso non può spiegare impellente, propellente, repellente, e quindi c'era sul piano semantico una certa difficoltà nel ricostruire i rapporti semantici. Poi, come vedete qui, il DIR aveva comunque l'ambizione di essere un vocabolario, quindi nell'ottica degli studiosi doveva sostituire lo Zingarelli, il Devoto Oli, il Palazzi, quelli che erano allora i vocabolari in commercio. Non c'era ancora. E quindi le parole c'erano in qualche modo tutte, quindi alcune parole erano così isolate, ma si seguiva l'ordine alfabetico, il che comporta per esempio che, come vedete, memore abbia alla fine commemorare, immemore, promemoria, rammemorare, rimembrare, con delle freccette, perché quelle parole erano legate a memore sul piano della dipendenza, però naturalmente non nell'ambito della stessa famiglia. C'è qualcosa che non... però non immediatamente amalgamate all'interno della voce. Questo comportava la voce, inoltre, sotto la voce, anche qui le parole erano ordinate alfabeticamente, per cui subito dopo memore troviamo membrare, poi memento, memorabile, e naturalmente membrare resta isolata perché rimembrare, rimembranza, che sono derivati da membrare, non erano al posto giusto. Quindi poi memorandum, memorizzare, quindi come dire, i rapporti erano tutti legati certamente alla parola di base, ma all'interno della parola i rapporti tra i vari parenti, diciamo così, tra i vari discendenti che rientravano all'interno della stessa voce, erano un po' difficili da decifrare. Ecco, quindi quello che noi abbiamo fatto per il riff. Questa è la voce memore che come si è poi andata configurando. Adesso mi serve per spiegarvela, anche se non si leggerà tutto benissimo. E allora, innanzitutto, non avere l'ambizione di mettere tutto il vocabolario, quindi fare una scelta all'interno del vocabolario italiano. Quindi abbiamo identificato 386 famiglie e per un totale di un numero abbastanza contenuto di parole. Quindi diciamo il riff non è un vocabolario dell'italiano, non è fatto per essere tale, non possiamo trovare tutto, quindi va affiancato a un altro vocabolario o comunque utilizzato come tale in un uso scolastico. Seconda indicazione, non mettiamo tutti i significati delle parole, perché anche questo comporterebbe oltretutto il problema delle polirematiche, cioè il fatto che alcune parole all'interno di locuzioni, di collocazioni hanno dei significati particolari, il fatto che c'è spesso un uso metaforico, ma noi diamo soltanto i significati che spiegano i rapporti all'interno della famiglia. Quindi se c'è un significato della parola che serve per poter spiegare il legame con un discendente, dico discendente perché non si può sempre a rigore parlare di derivazione, a volte lo si può fare sul piano, come diceva
Daniele sul piano sincronico, di etimologia sincronica, però in realtà anche quella parola diacronicamente deriva dal latino o magari deriva da un'altra lingua romanza o non romanza, in modo che anche qui come dire, il complesso possa essere maneggevole e sia qualcosa di diverso dal dizionario. Così anche le indicazioni, aggettivo, verbo, non mettiamo transitivo, intransitivo, insomma per quello bisogna fare riferimento al vocabolario e nel nostro caso il vocabolario di riferimento è stato ovviamente lo Zingarelli, perché la Zanichelli ha lo Zingarelli in catalogo e quindi ci ha in qualche modo imposto comprensibilmente che le definizioni per quello che riguarda la struttura, insomma, ci rifacessimo a questo precedente in modo che il RIF potesse essere un completamento, come dire, operasse su un piano generale con lo Zingarelli. Devo dire che sul piano delle etimologie però ogni tanto abbiamo innovato facendo riferimento anche ad altre fonti, abbiamo ogni tanto aggiunto dei significati che non erano registrati, abbiamo aggiunto neologismi che lo Zingarelli ancora non aveva, il 2019, forse qualcuno nelle edizioni successive potrà recuperare così anche qualche nostra etimologia più precisa di quella che leggiamo nel dizionario. Allora, qui come vedete, qual è la struttura? L'antecedente, intanto, il capostipite, il lemma principale, diciamo, è la voce che è alla base di tutto, che è una voce nel 95% dei casi latina. Il grosso delle parole effettivamente in latino. Poi ne abbiamo alcuni greci, alcune antecedenti sono greci, qualcuno germanico, uno francese, ma più o meno ci fermiamo lì. Sostanzialmente è la base del lessico italiano, parole di tradizione diretta, parole di tradizione indiretta, parole ereditarie, parole recuperate. È chiaro che il latino è quello fondamentale. D'altra parte sappiamo che anche nel vocabolario di base, nel lessico fondamentale che vi ho detto, anche lì le parole già attestate nel 300 prevalentemente sono latine. E quindi diamo l'etichetta che aveva in latino, memore, e i significati principali che aveva in latino. Questo è importante perché in latino poteva avere alcuni significati che non ha l'italiano e comunque andavano segnalati, e viceversa molto spesso è il contrario, cioè l'italiano ha arricchito di significati la parola latina. Quindi per esempio pensiamo padre in latino ha un significato, poi il fatto che si possa rivolgere a un religioso, no? Che quindi il padre significhi anche questo, è uno sviluppo italiano, quindi non c'è sempre una corrispondenza. Ecco, all'inizio, insomma, memore che riflette, che suscita il ricordo, cercando di dare essenzialmente i significati. Quando la base è un verbo, mettiamo anche il supino. Questo è molto importante perché molti derivati derivano dal participio passato o dal supino, e quindi così all'interno del lemma possiamo già spiegare alcune derivazioni che altrimenti non sarebbero possibili. Poi per quello che riguarda l'ordinamento delle parole, come si articolano, il primo lemma che si mette subito dopo il capostipite è la parola che è rimasta più vicina alla parola latina, a prescindere dall'ordine alfabetico, a prescindere dalla frequenza d'uso. Quindi abbiamo recuperato anche alcune parole eventualmente arcaiche, ma che facesse cogliere meglio questo rapporto di discendenza. E quindi ovviamente nel caso di memore è memore, di memorem è memore, che conserva il ricordo e non si dimentica, e poi c'è il valore letterario ricco di memorie, quindi non che ricorda ma ricco di memorie. Da memore, sotto memore collochiamo memorare, ricordare. Ecco, ovviamente memorare non sarebbe propriamente un derivato da memore, perché c'è già il latino memorare, quindi è derivato da memorare, però in questo modo, a prescindere dall'etimologia, noi abbiamo il rapporto diretto, mettiamo in rapporto l'aggettivo con il verbo. Memorare non è neanche frequentissimo, no? E infatti c'è scritto disusato. In genere le parole che sono disusate o rare non le abbiamo inserite nel RIF quando hanno questa etichetta. Se però servono per stabilire un legame, per stabilire un rapporto di discendenza rispetto ad altre parole, bisogna metterle. E qui ecco che infatti c'è, vedete, rientrato ancora di più e con una doppia freccetta, memorabile.
memorabile, che anche questo teoricamente deriva da memorabile latino, quindi alla base ha una parola latina diversa, però chiaramente sincronicamente si capisce la derivazione da memorare, perché il suffisso abile serve per formare derivati aggettivali da verbi. Poi ancora vedete una terza freccetta, perché da memorabile dipende immemorabile, il contrario, che forse è ancora più frequente. Da tempo immemorabile, forse nell'uso spesso questi aggettivi negativi sono più frequenti rispetto agli aggettivi affermativi. A volte si sono formati addirittura prima, per cui su un piano storico dovremmo parlare di retroformazioni, non in questo caso, per aggettivi che non presentano questo im. Per esempio imperdibile lo abbiamo presente nella pubblicità, perdibile ha presenze molto, molto isolate, però per quello che riguarda la discendenza è chiaro che riusciamo a spiegare perdere, perdibile, imperdibile, e altrimenti la trafila non potremmo fare. Poi memorando, che deriva sempre da memorare, memorativo, e poi queste, come vedete, sono tutte le parole che sono legate al precedente attraverso rapporti, diciamo così, di suffissazione, e poi mettiamo i prefissi, quindi commemorare, i prefissati, commemorare, commemorabile, commemorativo, commemorazione. Ecco, queste freccette noi le abbiamo chiamati gli annidamenti, quindi le parole che non hanno un precedente ma che si ricollegano direttamente o indirettamente al lemma capostipite sono in azzurro e, come vedete, sono a margine, non hanno rientri. E qui troviamo memore, troviamo poi membrare, che però è dopo nonostante l'ordinamento alfabetico, troviamo poi una serie di parole che riprese direttamente dal latino o da altre lingue, memento, memo, memoir, memorabilia, memorandum, eccetera. Queste parole sono tutte in azzurro perché si ricollegano a quel memorem latino, ma naturalmente a piani diversi, non direttamente al memore italiano, e tra l'altro non hanno spesso, molto di rado, queste parole straniere hanno poi prodotto effettivamente dei discendenti. Ecco, all'interno di memore l'altra parola più importante è memoria, di cui diamo effettivamente varie definizioni perché spiegano poi i derivati, tra cui memoriale, memorialista, memorialistica, memorialistico. Ecco, qui vedete, per brevità abbiamo tenuto presente ista, istica, istico, li abbiamo considerati come se fossero sullo stesso piano. A rigore sarebbe un ulteriore derivato, però chiaramente poi le freccette diventavano troppe e quindi per motivi anche in qualche modo editoriali facciamo finta, diciamo così, che non ci sia una derivazione immediata. Memorizzare, memorizzazione, poi promemoria e infine il contrario, immemore, come ultimo. Infatti vedete, immemore non si lega direttamente a memoria, ma è sullo stesso piano di memoria rispetto alle derivazioni di immemore. Questo consente di collocare il lessico a vari piani e quindi di cogliere meglio rispetto al modello fornito dal DIR i meccanismi di rapporto. Diciamo non sempre di derivazione, diciamo di discendenza, che tra l'altro è un concetto che si lega meglio a quello effettivamente di famiglia. È come se i discendenti, che si sono formati in momenti diversi, alcuni sono finiti, alcuni sono nati dopo, si trovassero miracolosamente tutti insieme nelle pagine del dizionario. Ecco, questa è l'altra parola, quella che segnalava Serianni. Questa nel dir, vedete, troviamo cingere, anche la variante arcaica letteraria cignere, e qui le varianti noi non le abbiamo messe, a meno che anche qui non servano per spiegare alcuni derivati. E poi per l'ordine alfabetico, come vedete, la prima parola è cengia, che è il gradino sporgente di una parete rocciosa. Ora, cengia è naturalmente una parola di ambito non toscano, è un prestito interno, diciamo una voce di area settentrionale, e si capisce perché non c'è la chiusura in i della E, cengia e non cingia, cinghia, come è venuto in toscano, in un significato abbastanza particolare. Quindi noi invece sotto cingere, come vedete, mettiamo subito cingere, che è il derivato più vicino, e poi sotto cingere cinta, che vedete si spiega perché sopra mettiamo il participio perfetto, cinctus, che
a cui si collegano poi le forme verbali italiano, cintura, va bene, ritorno qui, avevamo cengia, cinghia, cinghiare, cinghiata, cinghio, cingimento, cingolato, cingolo, cinta, cintare, cinto, cintolo, cintura, ma diciamo l'ordine alfabetico in qualche modo mescola le varie voci. E poi, per esempio, non troviamo sotto questa voce cinghiale, perché cinghiale non è considerato semanticamente legato a cingere. Noi invece l'abbiamo messo sotto cinghia, perché è vero che l'etimo è porcum singularem, porco solitario, cioè maiale che vive selvatico, che vive da solo, però si è sovrapposto a livello di paretimologia cinghia per la cinghia di setole bianco-giallognole che ha intorno al collo, quindi effettivamente aveva questa specie di cinghia e quindi da singularis c'è stata una commistione che ha portato a cinghiale. Ecco, la stessa cosa è avvenuta per esempio nel caso di un'altra parola, quella di accordare, no? Accordare, per etimologia popolare la troviamo ravvicinato a corda, la corda degli strumenti musicali, però in realtà deriva da cuore, da cor cordis, cioè sintonizzarsi, pensare nello stesso modo. E allora accordare sarà naturalmente sotto cor cordis, perché quello è l'etimologia e sta insieme a ricordare ad altre parole, però come etimologia popolare l'abbiamo collegato anche a corda, quindi ci sono anche delle parole che appartengono in qualche modo a due famiglie. Ecco, cosa abbiamo escluso rispetto alla struttura dello Zingarelli, proprio per ridurre in qualche modo e far sì che fosse anche maneggevole e usabile, diciamo così, per attività didattiche. Intanto gli avverbi in mente, quindi tutti gli avverbi in mente non sono stati messi perché tranne mente, il suffisso mente come vedremo sì, ma tutti i anche se a volte hanno avuto dei significati particolari, mi sembra che c'è qualche rarissima eccezione. Poi i lemmi composti da parole italiane, quindi per esempio bocca porto, a bocca del porto, quelle che sono in qualche modo trasparenti, i composti sono normalmente più trasparenti che non certi derivati, non sono stati inseriti, a meno che non ci fosse un problema particolare, e cioè quando sono per esempio dei calchi da lingue straniere, quindi non rispettano del tutto il meccanismo derivativo in italiano. Quindi che vi posso dire, il caso di fatto l'altra volta, adesso non mi viene, però insomma mi diverrà qualche parola che è stata evidentemente modellata o sul francese o sull'inglese, che si spiega soltanto in questa chiave. Allora sì, oppure quando uno degli elementi non è più così trasparente. Poi i lemmi non registrati o etichettati come arcaici nello Zingarelli, quindi pulseggiare per esempio nel senso di palpitare, battere, non lo abbiamo messo perché è una parola rara, ma abbiamo detto sì quando invece servono per stabilire un rapporto, le pure varianti, le locuzioni di altre lingue, quindi una singola parola straniera o latinismo non adattato sì, ma se fosse appunto una locuzione no, quindi per esempio editio princeps non l'abbiamo messa perché effettivamente è formato da due elementi. E poi ancora participi passati e aggettivi usati col significato del verbo, quindi che non hanno sviluppato significati particolari. Ecco, invece abbiamo incluso, non dandoli come derivati perché il rapporto è più complicato, i verbi riflessivi o pronominali che abbiano però un'autonomia semantica, quindi mentre accingere significa cingere, accingersi significa prepararsi a fare qualcosa. E allora questa variante è stata effettivamente indicata perché nell'uso riflessivo pronominale il confine è sempre molto tenue, insomma dipende anche un po' dalle varie tradizioni lessicografiche, tra le varie impostazioni del sistema verbale che è molto complicato nei diversi vocabolari, questi li abbiamo registrati, così come anche alcuni di quelli che De Mauro chiama verbi procomplementari, cioè quando oltre al riflessivo o comunque a prescindere dal riflessivo c'è anche un altro elemento pronominale che si salda al verbo, quindi per esempio sentirsela, farcela, ecco questi elementi allora li abbiamo ogni tanto messi perché avevano una loro
particolare. Ecco, qui come vedete cengia entra da sola, cinturone invece da cinta, ricingere, cintolo, questo problema dei diversi modi con cui entra una parola. Quindi cengia, che non deriva da cingulam, ma l'antecedente cingere, entra come parola autonoma senza rientranze e quindi è messa in azzurro, mentre cinturone deriva da cinta, a sua volta da cingere, ricingere è un prefissato, quindi una sola freccetta rispetto a cingere, e cintolo 2 perché deriva da cinto, dal participio passato. Quindi, come dire, ci sono delle arriviamo anche a 4-5 a volte, quindi come dire, quel ramo evidentemente si è sviluppato molto e quindi ci sono più derivazioni, cioè ha prodotto ulteriori ramificazioni. Ecco, quindi questa, come vedete, cingere è la prima, poi cinta, cintare, che deriva da cinta, cinto sullo stesso piano di cinta, cintola e cintolo derivano da cinto, poi i prefissati a cingere, ma anche a cingersi, recingere, recinto, recintare, e poi cengia in fondo perché è marginale rispetto a questa famiglia. Ecco, ora questo è un elemento interessante per quello che riguarda capire come si muove il RIF rispetto ai meccanismi di formazione delle parole, perché quello che rappresenta, al di là appunto dell'applicazione didattica, un problema concettuale che anche è frutto anche di dibattito all'interno dei morfologi, degli studiosi le parole, è quello dell'autonomia dei prefissi, della produttività dei prefissi e così via. Allora, come vedete, questi sono i rapporti, questi in blu sono i rapporti di discendenza di cui il RIF si occupa. Quindi quando a base abbiamo una base autonoma e un affisso, prefisso o suffisso produttivo. Quindi per esempio rivendere e naturale sono due parole che un parlante italiano, avvertito, nel caso degli studenti dobbiamo portarli a cogliere questo meccanismo, è in grado di capire, perché vendere, rivendere, è un prefisso produttivo che indica reiterazione di una cosa e vendere è una base autonoma, così come anche naturale, che derivi da natura è una parola appunto nota, ben individuabile, e ale è tuttora un suffisso produttivo per formare aggettivi. Poi possiamo avere una base autonoma ma un affisso non produttivo, quindi per esempio sorvolare o patriota. Ecco, volare è ben identificabile, ma sor non lo adoperiamo più come elemento produttivo. Ormai c'è sopra, super, altri, ma sur marginalmente ancora si trova, ma sor non più. Quindi sorvolare è trasparente per quello che riguarda volare, ma non per quello che riguarda l'affisso. Così come patriota rispetto a patria è chiaramente la base autonoma, la percepiamo, il suffisso ota no. Il suffisso ota per la verità ha una debole produttività in italiano, ma per gli etnici, cioè quando era cipriota, no, era un suffisso per formare etnici nel mondo classico, ha avuto anche una certa vitalità nell'Italia meridionale, dove la grecità si è più, quindi cipriota, e è stato esteso anche a nuove formazioni, quindi keniota mi viene in mente per esempio, quindi effettivamente potrebbe essere, però solo in quell'ambito, non adattandolo a un nome comune come patria, chiaramente. Però poiché patria è percepibile in patriota sia sul piano morfologico sia sul piano semantico, quindi patriota è chiaramente oggetto di attenzione da parte del DISC. Invece quando la base non autonoma e l'affisso è produttivo, allora qui non possiamo collocarli. Rurale, ale è produttivo anche in italiano, però ovviamente russo ruris nel senso di campagna no, quindi dove lo mettiamo? Quindi anche se ci sarebbe questa percezione come anche rimanere, ma manere non c'è più, e quindi è chiaro che non possiamo considerarli, non possiamo prenderli in considerazione, ancor meno quando neppure la base è autonoma, quindi sommergere, pilota, e quindi questi sono stati in qualche modo esclusi. Quindi nel RIF si intendono discendenti tutte le parole che presentano una base autonoma, si equivalgono parole ereditate come simile, dissimile,
italiane disordine, ecco vedete dissimile riprenderebbe il latino, disordine no, è una parola italiana formata su ordine, però il meccanismo è sul piano sincronico per un parlante italiano può far risalire dissimile da simile non pensando che si tratti di un latinismo. Tra l'altro io devo anche dire questo come elemento concettuale, quindi insomma, non riguarda propriamente la didattica, che io non sono sempre così sicuro che il precedente latino sia stato effettivamente la base della parola italiana. Nella linguistica rumena, che io ho studiato da giovane, c'era il concetto di etimologia multipla, cioè si ammette in rumeno che una parola possa avere dei canali diversi. Ora lì è particolarmente come dire, produttivo, perché il rumeno, un conto è la Transilvania che aveva rapporti col mondo tedesco, un conto è la Valacchia, un conto è la Moldavia, quindi alcuni italianismi sono entrati attraverso il russo, altri attraverso l'ungherese, altri attraverso, insomma ci sono state delle storie diverse, però anche in italiano non è detto che il precedente latino sia sempre stato preso in considerazione. Faccio un esempio su cui sono tornato recentemente, salvamento per esempio. Salvamento è considerata una parola, un latinismo, perché salvamentum c'era in latino, però la prima attestazione è nel conto navale pisano. Il conto navale pisano era del tutto, quindi lì è poco probabile, è probabile che sia una neoformazione da salvare, quindi effettivamente l'idea, noi indichiamo, riprendendo lo Zingarelli e gli altri vocabolari, che c'è un precedente latino, però non è detto che sia che chi dice dissimile per forza conosca simile, può darsi che in singoli testi sia nato effettivamente come parola italiana. E poi ecco infine gli incroci, questo che vi dicevo, cinghiale, porcum singolare, a cui si è sovrapposta cinghia e quindi questa viene effettivamente presa. Ora nel RIF ci sono è un elemento importante che ritorna un pochino indietro, ecco questo rapporto tra la base autonoma e l'affisso non è per noi importante solo che ci sia questo rapporto derivativo anche trasparente, ma che ci sia anche un legame semantico, cioè se l'affisso ha un significato che non era presente nell'immediato antecedente, noi non lo consideriamo discendente da quello, perché c'è qualcosa che il significato è nuovo e quindi in qualche modo rende autonomo quel discendente. Cioè se io ritrovo nell'antecedente un significato che oggi magari non c'è più ma che c'era in passato, lo metto con la marca disusato e quindi quello serve a stabilire un collegamento. Se però questo non è documentato, allora effettivamente quella parola non la posso legare, anche se sul piano della derivazione, sul piano meramente formale, la derivazione si può vedere, va bene? Quindi la sfida, diciamo così, che abbiamo fatto è quella di legare l'aspetto propriamente morfologico di formazione delle parole con l'aspetto semantico di rapporto che non abbiamo mai trascurato, e questo, come dire, consente anche di recuperare alcuni rapporti tra le parole o altrimenti a volte di staccarli perché quel legame è solo apparente. Ora dicevo, quali sono i diversi livelli di regolarità tra distinzione formale e semantica? Allora, il livello massimo è quando le parole sono effettivamente derivate. Quindi se c'è irrequietezza da irrequieto, manovratore da manovrare, questo è un rapporto effettivamente di derivazione. Quindi c'è un manovratore, colui che manovra, irrequietezza, condizione di chi è irrequieto, caratteristica di chi è irrequieto, e quindi è tutto effettivamente trasparente. Livello medio quando non sono propriamente derivati o comunque il meccanismo è più complicato. Quindi per esempio Madonna rispetto a donna, ma non lo possiamo considerare un prefisso, chiaramente, però chiaramente il rapporto tra Madonna e donna c'è comunque un elemento semantico formale che mi permette di recuperarlo, così come dentifricio. Io non ho un fricio che aggiungo effettivamente a dente, però chiaramente il rapporto tra dentifricio e dente è sul piano semanticamente e anche in parte formalmente, perché la parte di dente comunque ce lo ritrovo, che mi permette di considerare dentifricio non un derivato ma un discendente appunto da dente. Livello medio, e questo è uno degli aspetti più effettivamente complicati, quando
l'M0 dice della stessa famiglia, entrambi al grado 0 di discendenza, quindi per esempio ragione, il rito, rata, razionale nella famiglia di Reri. Qui ho Reri che è la base latina che tiene tutto, però non c'è nessun rapporto tra ragioni, rito, rata, e quindi li devo mettere tutti come entrata autonoma. È soltanto non la prima parola italiana ma l'antecedente latino che mi consente di ricostruire i rapporti tra parole che si sono differenziate sia sul piano formale sia sul piano semantico. E poi naturalmente quando sono lemmi di famiglie diverse, ago, menestrello, lì ovviamente non c'è nessun rapporto e quindi chiaramente non vengono assolutamente prese in considerazione. Ecco, l'altra cosa che volevo dire, noi abbiamo, in questa selezione abbiamo preso come antecedenti e quindi come famiglie quando tra i discendenti c'erano almeno 20 parole. Se erano meno di 20 no, sempre per motivi ovviamente di spazio. Però per esempio in una esercitazione nella classe si può anche fare, cioè prendendo un gruppo di parole abbastanza ridotto, si può cercare di ricostruire, diciamo, una famigliola. Ecco, io ho anche un piccolo modello perché devo dire alla fine, vedendo che non c'era la Z, ho detto beh, forse magari una parola con la Z cerchiamo di mettercela, e quindi mi era venuto in mente di fare dal greco zoe vita, zoologico, però ormai non c'è stato più tempo e non l'ho potuta inserire. Quelle non erano 20, erano meno, quindi per questo era stata tolta, però quelle sarebbero in qualche modo ricostruibili, quindi questa come possibile, voglio dire, modo, prendendo un qualunque vocabolario, naturalmente dipende dal rapporto con le classi, quando uno avanti potrebbe anche lavorare in questo modo, nel senso di fare delle piccole famiglie di parole. Un'altra che appunto mi è venuta in mente adesso per un quesito che devo rispondere alla Crusca, la differenza che ci hanno chiesto tra esauriente, esaustivo, esaurito, esausto. Ecco, anche quelle non le avevamo messe, però queste parole si tengono, costituiscono un piccolo gruppo rispetto a una base latina, quindi ci si può effettivamente lavorare. Allora, qui come slide abbiamo finito, quindi qui posso chiudere e invece dico qualche altra cosa da un punto di vista generale in questi ultimi minuti prima della pausa e prima di sentire le vostre domande, le vostre richieste di chiarimento. Ecco, diciamo che il concetto di famiglia di parola non è l'unico possibile. Se trovate altri manuali, per famiglia di parola è un concetto un po' diverso. Per esempio ho visto quello di Aprile nella collana diretta da Francesco, che considera una famiglia di parole i nomi delle stagioni, per cui primavera, estate, quella è già in qualche modo una famiglia, quindi non è questo l'unico modo con cui possiamo interpretare la famiglia, potremmo fare riferimento anche a criteri più propriamente semantici. Noi invece abbiamo fatto riferimento a questo concetto di antecedente, di etimologia. Una cosa, non è un vocabolario etimologico, questo è anche un elemento importante, perché tra le varie categorie di dizionari, io prima non l'ho detto perché è già più settoriale, ma c'è anche una tradizione anche molto importante di vocabolari etimologici che legano le parole, che cercano di ricostruire l'etimologia, quella prossima, quella remota, la datazione e così via. Ecco, noi rispetto a questo non è stata l'etimologia il primo elemento con cui abbiamo ordinato i lemmi del vocabolario, tanto che per esempio noi abbiamo dei casi in cui quello che secondo il nostro criterio costituisce l'antecedente in realtà è un derivato rispetto alla parola che è sopra, mediante un meccanismo che tra l'altro io ho anche studiato qualche anno fa, della retroformazione, cioè ricostruisco un modello di derivazione anche là dove non c'è. Vi faccio l'esempio: meridionale e meridione. Ecco, in effetti noi pensiamo meridionale deriva da meridione perché c'è quel suffisso ale che abbiamo visto natura, naturale, in realtà no, si è prima formato meridionale e poi per analogia con settentrione abbiamo ricostruito un meridione. Quindi un dizionario etimologico chiarirebbe questo aspetto, il RIF non ha questa ambizione, ogni tanto lo mettiamo attestato prima, in realtà attestato prima, però naturalmente nella sequenza non possiamo che mettere da meridie, meridione e poi meridionale, secondo appunto aggiungendo una freccetta che sarebbe impropria perché il rapporto sarebbe effettivamente diverso. Questo possiamo recuperarlo quando c'è stato un cambio di prefisso, quando appunto non c'è stata un
verbo già derivato, poi semplicemente sostituendo il prefisso, allora sì, allora lì la cosa funziona e quindi la derivazione l'abbiamo potuta effettivamente far valorizzare e segnalare. Un'altra cosa che ecco, il caso dei rapporti tra le varie parole e come sia i rapporti, diciamo, come il RIF possa aiutare anche a chiarire alcuni rapporti, alcune associazioni tra parole che sono tra loro sinonime o quasi sinonime. Prima vi ho mostrato memoria, no? E quindi da memore, memoria, rimembrare, parola certamente letteraria, e quindi chiaramente si spiega come membrare molto rara, rimembrare foneticamente un po' complessa, e allora in sede di etimologia si dice che deriva dal francese o dal provenzale, comunque che spiega questa forma particolare, così per esempio forgiare, laddove il legame non si coglie direttamente in italiano ma si coglie attraverso un prestito, l'etimologia chiarisce questo. Come avete visto, come sto cinghiale, lo spazio etimologico chiarisce perché, pur derivando da singularis, lo collochiamo qui. Quindi la parte dell'etimologia è quella che troviamo nei vocabolari ma che spiega ogni tanto alcuni rapporti semantici. Ora vi dicevo, rispetto a rimembrare troviamo ricordare sotto cuore, cordis, perché il cuore era considerato appunto l'elemento fondamentale per il ricordo, e quindi diamo il genitivo cordis, e quindi ricordare è effettivamente lì, come anche sotto cuore c'è scordare, appunto, che deriva da ricordare con un cambio di suffisso, quindi effettivamente lì troviamo ricordare e poi un'altra freccetta, scordare, formato da ricordare sostituendo il prefisso iterativo con il prefisso negativo. Ma il sinonimo dimenticare, che si adopera accanto a scordare, anzi è considerato forse un po' più elegante, a nord è più presente forse dimenticare che non scordare, va invece sotto mente, perché appunto è legato dimenticare, quindi la parola a cui si lega è dimentico aggettivo, da cui dimenticare, formato sul piano sincronico con il prefisso are. Ecco, e sotto mente che cosa troviamo? Troviamo altre parole che si ricollegano alla mente. Primo, proprio la forma mente, suffisso per formare avverbi, perché questo suffisso si aggiungeva prima ad aggettivi che si riferivano comunque a uomini, a componente umano, quindi velocemente con mente veloce, lentamente con mente lenta, tanto che in italiano antico poteva essere veloce e rapidamente, cioè il primo poteva anche non avere il primo mente, manteneva la sua natura in qualche modo aggettivale, poi si è generalizzato e quindi si riferisce anche quindi è di fatto c'è stato un processo di grammaticalizzazione. Questo mente allora lo mettiamo, poi non dicevo tutti i vari avverbi in mente, però questo primo mente, elemento formativo, sì, effettivamente è registrato. Troviamo sempre sotto questa cosa anche commento, ovviamente, demente, demenziale, mentecatto. Ecco, mentecatto è apparentemente un composto, però in effetti c'è un elemento latino, quindi no, con la mente presa, che quindi non capisce, che ha la mente presa dal demonio, da altri, insomma fuori di mente, quindi questa parola la mettiamo. E ancora menzogna, sgomentare, ecco tutta una serie di parole che si sono molto allargate per quello che riguarda il significato, ma in cui l'antecedente mente è effettivamente percepibile. Qual è un altro problema che affronto marginalmente prima della chiusura? Che l'italiano presenta una ricchissima polimorfia. Una polimorfia nel senso che alcuni aggettivi hanno delle differenze sul piano formale perché hanno ripreso più il latino rispetto alla parola in qualche modo popolare. Ecco, allora, quindi uno dei casi è per esempio che molti nomi in azione partono da verbi in cui formalmente non vedremmo la stessa cosa, perché partono dal participio, pensiamo anche ai nomi intore, no? Lettore rispetto al leggitore, che pure anticamente si adoperava, non c'è il rapporto diretto con leggere, ma col participio passato. Quindi noi in genere diamo il participio passato della forma latina, ma ogni tanto ammettiamo
come dire, che siano trasparenti. Questo secondo me è il punto forse chiaramente un po' più periglioso, diciamo, dell'opera, anche alcuni meccanismi siano chiari. Vi faccio un esempio: da piede, direttamente collegato a sottopiede, troviamo pedata. Qual è il problema? Che piede aveva il dittongo perché era tonica, pedata non dittonga perché quando entrate in italiano c'era la regola del dittongo mobile. Allora noi riteniamo che questo rapporto piede-pedata sia trasparente, quindi abbiamo annidato pedata sottopiede. Però non è proprio così scontato. Ecco, insomma, io mi rendo conto che in qualche caso, in un'ottica puramente sincronica, questo rapporto è un'occasione per spiegare eventualmente qualche regola. In fondo, se pensiamo anche suonare, nell'edizione del 70 dello Zingarelli, quindi non parliamo di tantissimo tempo fa, sì, insomma, sono passati tanti anni, ma tuttora il dizionario 70 dello Zingarelli è considerato alla base della lessicografia contemporanea, alla base di tutte le altre edizioni, perché ha registrato, insomma, è stato quello che si è più allontanato dal dizionario originario. Bene, nello Zingarelli c'era ancora sonare come infinito rispetto a suono, quindi questa forma c'era. Allora, rispetto a sonare avevamo sonata, entrato, no? Avevamo sonetto, mediante il provenzale, ma comunque quella. Poi, quando è diventata italiana, abbiamo suoneria, in cui effettivamente il dittongo c'è. Quindi chiaramente attraverso questo cogliamo anche alcuni aspetti della storia dell'italiano. Ecco, ogni tanto, quando il rapporto semantico era molto evidente, abbiamo operato qualche piccola forzatura, molto contenute devo dire, però ogni tanto ci sono sul piano fonetico, e questo naturalmente può essere oggetto di dibattito, di approfondimento da un punto di vista generale. Un'ultima cosa, ecco, se vi volevo far vedere forse qualche altro caso di differenza rispetto al rispetto al dir, il caso per esempio di avere. Ecco, il verbo avere, che è naturalmente un verbo fondamentale, no? Anche in quanto ausiliare, qui nell'impostazione propriamente lessicografica mi dà intanto le indicazioni morfologiche, quindi tutte le forme irregolari, ho, aggio, ebbi, avesti, tutte, e poi mi dà tanti significati e anche tante polirematiche, quindi avere del padre, avere le mani in pasta, ebbe a morirne, quindi tante locuzioni che ovviamente fanno parte di una lessicografia. Poi come unico derivato all'interno di questa voce c'è abbiente, participio presente arcaico, cioè che possiede, possidente, benestante. Poi tutte le altre parole, abile, abilità, inabile, riabilitazione, abitare, proibire, sono tutte le freccette che rimandano al posto dove effettivamente trovo nella sequenza alfabetica queste parole all'interno del vocabolario. Noi invece, non è una delle voci più ampie, avere, però comunque noi abbiamo abere latino in cui indichiamo il supino habitum, poi avere il verbo, che è quel discendente diretto, sotto avere abbiente, indicando in etimologia participio presente rifatto sul congiuntivo abbia, in modo che qua la differenza sul piano fonetico sia spiegata da un punto di vista etimologico. Da avere dipende avere come sostantivo maschile. Noi tutti gli infiniti si possono sostantivare ovviamente, però consideriamo un secondo derivato, quindi con l'etichetta 1-2, quando il processo di conversione è totale, tanto col plurale, o averi, e quindi avere nome è un derivato di avere verbo. E poi riavere, perché appunto i prefissati li mettiamo dopo, in questo caso va bene anche con l'ordine alfabetico. E poi via via abile, da cui abilità, abilitare, disabile, inabile, abilitato e così via. Abitare, che deriva sempre da avere, perché nel significato di avere mettiamo anche questo, essere in un dato stato, e allora da quel significato essere in un dato stato, ma più che da quello italiano, da quello latino in cui abere significa anche trovarsi, stare, ecco che entra non derivato da avere ma come secondo lemma azzurro autonomo, abitare con abitante, abitato, abituro, poi a sé staccato abito, perché ormai il nesso tra abitare e abito è del tutto separato e quindi è un altro
insieme lessicale, da cui abitino, abituare, abitudine, e poi via via coibente, esibire, habitat, proibire, proibizionistico e così via. Quindi le teniamo in qualche modo tutte insieme, però attingendo o sul piano semantico ai significati che aveva in latino, oppure ricostruendoli però per categorie diverse, perché appunto non sono derivati italiani e quindi i diversi significati appartengono a ramificazioni diverse dello stesso albero. Va bene, io mi fermerei qui, se meno come ora ci siamo, e quindi facciamo un momento per raccogliere le domande e questioni, poi se non ce ne sono dirò qualche altra cosa io. Va bene. Se non sono stato chiaro, forse ho corso un po', me lo dite. Direi comunque di fare la pausa e alle 16:10 ci riaggiorniamo anche con le domande degli altri poli. E, insomma, secondo me sei stato molto chiaro, ma insomma se ci fosse ovviamente dubbio, richieste di chiarimento così, è proprio la sede giusta, insomma, quella